Il vento è stato bello importante sia stanotte che anche stamattina, ecco. Gli allagamenti e numerosi disagi, soprattutto nel sud del Veneziano, dove si registrano i danni maggiori. Per noi, per fortuna, solo qualche pianta rovesciata, un po' di sedie e tavoli spostati, però niente di grave. A Chioggia diverse strade si sono trasformate in veri e propri corsi d'acqua, tanto da costringere il comune a sospendere il mercato cittadino. A causa delle forti raffiche di vento, sempre a Chioggia, ha ceduto pure il muro di questa vecchia struttura, fortunatamente non abitata né frequentata, qui in via del Boschetto, con l'area ora messa in sicurezza. A cedere anche la segnaletica pericolante circostante. Problemi pure lungo la Romea, dove rami spezzati hanno rallentato la circolazione. A Mestre in particolare i danni ingenti, soprattutto qui al polo nautico, al circolo del tennis ai canottieri club, dove il vento e la forte pioggia hanno fatto letteralmente cadere, abbattendo alcuni dei capannoni che coprono i campi da tennis. Qui a San Giuliano alcuni ambienti sono finiti sott'acqua con le tensostrutture che coprono i campi da tennis letteralmente abbattute dalle forti raffiche di vento. Ciò che lei vede, no, che sembra tutto fuori uso, se è partito tutto quanto, per fortuna quello ha resistito, questo invece è dato giù, adesso bisogna cercare di sistemarlo e speriamo bene. No. A causa del maltempo divelti anche teloni e arredi. Quello caduto è questo, che però dentro abbiamo due, no? Due campi che c'è dentro sto capannone e là purtroppo speriamo quando chi tira su che non si sia rotto i lampioni che qui costa schei. Rallentamenti e disagi anche la circolazione dei treni sulla linea Trieste-Venezia nei pressi di Venezia Mestre per danni causati dal maltempo con ritardi fino a 50 minuti, cancellazioni e limitazioni di percorso sia per i regionali che per intercity e alta velocità. Mentre in centro storico plateatici con tavoli e ombrelloni sono stati trascinati via. Le previsioni tuttavia lasciano spazio al miglioramento nel fine settimana, con nuvole e pioggia che dovrebbero lasciare spazio al ritorno del sole. Dobbiamo accettarli come sono, sperando che vengano meno spesso.